Gran parte del discorso salvezza di Castellammare e Supergiovane Castelbuono passa da qui, da questa sfida del Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo, provincia di Trapani. Ciao da Salvo Geraci, è la giornata numero 26 del girone A di eccellenza siciliana, con il Castellammare in maglia bianca e pantaloncini azzurri, con il 3-5-2 di Gianluca Cardinale, Di Paola in porta. In difesa da destra verso sinistra Caiozzo, Pizzolato e Tarantino, a centrocampo Piazza, Ribaudo, Caronia, Musso e Frisella. In attacco Ba e Guaiana, a disposizione Pileri per la porta, poi Lobosco, Terranova, Lopez, Bussa, Oliveri, Taibi, Sorrentino e Milana. Risponde la Supergiovane Castelbuono in tenuta nero-oro con il 3-4-1-2 di Marco Vittorietti, che elencheremo tra poco. Prima un minuto di silenzio, poi si parte. Il ricordo di Riccardo Agabio, ex elemento di spicco del Comitato Olimpico. Nel 2012 ne è stato vicepresidente vicario, scomparso di recente. Dicevamo del 3-4-1-2 della Supergiovane Castelbuono, Campodonico in porta, in difesa Vincenzo Mazzola, Pennisi e Manè, a centrocampo Presti Giacomo, Marrone, Orosco e Mendia. Sulla tre quarti Prestiani, dietro Ronde e Lavardera, a disposizione in panchina c'è Mammano, poi Coppa, Salvadori, Genovese, Cotugno e Cangelosi. L'arbitro della partita arriva da Treviglio e Sergio Cavalleri, assistito da Domenico Cono di Palermo e Antonio Barone della sezione di Marsala. Praticamente tutto pronto per iniziare questo match che apre questo 26esimo turno, tutti comodi. Iniziata Castellammare, Supergiovane Castelbuono, con il Castellammare in nona posizione in classifica. Sembra un piazzamento abbastanza tranquillo, ma non ci vuole nulla in questo campionato, in questo momento, da avere paura a scendere giù verso le posizioni più calde, dove si trova la Supergiovane Castelbuono al 12° posto, a 25, quindi 5 punti più sotto l'ultimo posto prima della salvezza diretta, quindi fare da capolista per quanto riguarda le squadre in zona playout. Una vittoria per entrambe significherebbe oro. La Supergiovane uscirebbe momentaneamente in attesa delle partite di domani da questa zona playout, ma appunto la lotta a salvezza è veramente serrata, anche perché la Supergiovane in caso di vittoria andrebbe a scavalcare la Folgore Castelvetrano, che domani è impegnata a Marineo contro il Casteldaccia, un'altra sfida salvezza di questo turno. A questo turno le squadre ci arrivano con il Castellammare che ha perso 2-0 a Piana degli Albanesi contro il San Giorgio Piana, una partita in cui ha subito, poteva pareggiare, fare 1-1 alla fine del primo tempo, poi c'è stata l'espulsione di Capitan Adamo all'85esimo, che ha lasciato il Castellammare in 10 per gli ultimi 5 minuti più recupero. Infatti oggi è assente per squalifica anche Torre Messina a causa della sua 14ª munizione del suo campionato. Rientrano Terranova, anche lui dalla squalifica, e Milana. Tanto questo pallone per Ba non viene gestito nella migliore dei modi, finisce sul fondo. Assenti da più tempo Urso, Di Matteo e Baiò. Il Supergiovane Castelbuono invece è reduce
dal 4-0 subito in casa contro il Gela. Qui ha subito il primo gol dopo 4 minuti. Qualche segnale in apertura di ripresa, ma la partita era praticamente già compromessa. Tra l'altro il Castellammare contro il San Giorgio Piana poteva perdere almeno con un gol subito in più, ma Di Paola è riuscito a parare un calcio di rigore a Salvatore Maltese sull'1-0 prima della fine del primo tempo. Il recupero palla del Castellammare, il servizio di Ribaudo per Ba che cade in area, assolutamente nessun fallo subito dal Gambiano. Castellammare che sta approcciando bene, Cagliozzo finisce sul fondo il suo tiro terra-aria, primo spunto al quarto. È rimasto giù però Malik Ba, l'attaccante del Castellammare che è a secco da un bel po'. In maniera determinante, non segna da più di un mese. Ultimo gol sempre qui al Matranga nel 2-2 contro il Casteldaccia, una partita in cui il Castellammare è andato sotto 0-2, poi la ripresa. È chiaro che non basta, perché il capocannoniere in questo campionato da parte del Castellammare con 6 gol a comporre la coppia d'attacco con Simone Guaiana. Che ne ha fatti 5, ma con il Castellammare sono 3, dato che 2 li ha fatti con la maglia dell'Accademia Trapani, squadra da cui si è trasferito nel mercato invernale. Fallo su Prestiani, è rimasto a riposo lui contro il Gela in panchina, l'unico a non entrare dalla panchina. Oggi Vittorietti lo ha ritrovato a disposizione sulla tre quarti a supportare Ronde e Lavardera. Schieramento a 3, quello di Vittorietti, dato che c'è la presenza sia di Prestigiacomo che di Mendia sulle fasce. Ba, occhio però al Castellammare, il destro raso a terra di Ba, parato da Lautaro Campodonico. È chiaro il segnale del Castellammare che vuole riprendersi, lo vuole fare con Malik Ba, soprattutto vuole tornare a gioire al Matranga. Infatti l'ultima vittoria qui manca da un bel po', dall'11 gennaio contro lo Sciacca. Altra verticalizzazione per Ba, attacco per Guaiana, ma c'era la bandierina alzata, tutto fermo. Si stava andando a sviluppare una azione interessante con lo scambio tra Ba e Guaiana, che cercano una buona intesa a partire da questi primi minuti di questa partita. Comunque nulla di fatto con il Castelbuono che deve trovare le misure. Di testa il colpo di Piazza, pallone che torna indietro, torna nella zona di Caronia che fa il centrale di difesa. In mediana c'è Musso con Pizzolato, Mezzala. Cardinale non ha optato per l'opzione Caronia mediano, torna in quella posizione invece Leonardo Musso, che di recente
a sua volta ha svolto il ruolo di mezzala ma anche di esterno di centrocampo. Centrocampisti del Castellammare che si dimostrano abbastanza dutili. Rimessa laterale per la super giovane Castelbuono, con Presti Giacomo che resiste alla trattenuta di Frisella. Ancora Presti Giacomo, destro-sinistro per lui, si prende il calcio di punizione l'ex Paternò, e allora opportunità anche per la squadra di Vittorietti. Super giovane che oggi ha ritrovato Orozco a centrocampo, Mendy a sinistra, entrambi che sono rientrati dalla squalifica, sono mancati abbastanza nella sfida contro il Gela. Assente ancora Billetta, così come Gianmaria Mazzola per infortunio. La punizione battuta in mezzo con il pallone che sorvola il secondo palo. Di Paola ha provato a smanacciare la proposta di Orozco. Molto mobile anche la posizione di Ribaudo, lui che nasce come esterno, che si è ritrovato a fare la mezzala a Castellammare. È proprio lui a servire Pizzolato che lancia Malik Ba, controlla in piena area di rigore, se la deve vedere con Vincenzo Mazzola, poi Guaiana largo da Ribaudo, pallone morbido, arriva a Campodonico senza far paura alla difesa avversaria. Dicevamo dello scontro salvezza di domani tra Casteldaccia e Folgore Castelvetrano. Per quanto riguarda il programma completo delle altre partite che si giocheranno tutte domani, c'è Partinico Dace San Giorgio Piana, Marsala Unitas Sciacca, Dascari San Vitolo Capo, anche questo match da attenzionare, Don Carlo Misilmeri Accademia Trapani, Gela Oratorio Marineo e Parmonval Athletic Palermo. Parmonval che per questo weekend ha deciso di disputare la propria partita casalinga di domenica e non di sabato. Dunque questo qui del Matranga è risultato l'unico anticipo di questa giornata. La numero 26 da lunedì ne rimarranno 4 di partite da giocare per tutte le squadre. Campionato che si avvia verso la sua fase finale. Ancora incerti playoff. Guaiana non è riuscito a staccare molto bene di testa. Scambio con Ronde e Prestiani. C'è però l'ammonizione per Pizzolato, il capitano di oggi del Castellammare, primo giallo del match. E per Pizzolato. Che cerca di discutere, lo fa anche Guaiana senza successo. La battuta della punizione con Pennisi, Manè, adesso si va da Presti Giacomo. Ancora Manuel Manè. Marrone rischia nel servire nuovamente Manè, si va più tranquilli nella zona di Pennisi, porta palla, capitano Neroro verso la Vardera, questo pallone risponde di testa a Caioz. Adesso la gestione di Piazza è direttamente in fallo laterale. Guaiana, Ribaudo, di testa Marrone, giù ci finisce Frisella, si continua a giocare però. Tarantino guarda la profondità,
il lancio è per Guaiana, colpo di testa, cerca Ba leggermente dietro e allora si riparte da Musso. Ribaudo non ha il sinistro a disposizione per avanzare, c'è un altro giallo, è proprio per Ribaudo. Riguardo la circostanza di prima, qualche protesta dalla panchina del Castellammare che si è alzata in piedi. L'arbitro va a parlare con il responsabile Gianluca Cardinale, l'allenatore. Due gialli per il Castellammare dopo soli 13 minuti. Squadra che si conferma la più ammonita del campionato. Assieme all'oratorio Marineo hanno concluso l'ultimo turno con 83 cartellini gialli a testa. Adesso il Castellammare è salito a 85. Pallone per Ba, si allunga con la spalla, forse non voleva questo. Serve dietro Frisella che termina giù. Nessun fallo da parte di Prestianni. L'arbitro era ben posizionato, indicato con sicurezza la rimessa dal fondo per Campodonico. Più volte la società del Castellammare ha contestato verso i propri giocatori il fatto di essere una squadra molto fallosa. Ci sono stati dei provvedimenti verso Fritella, verso Cagliozzo con il reintegro in rosa dei due difensori. Dato l'attaccamento alla maglia di entrambi per le loro sedute d'allenamento personali, entrambi isolati dal gruppo squadra in quel lasso di tempo, e quindi la società ha capito la loro comprensione. Lancio di Orosco per Lavardera che è un po' dietro. Presti Giacomo, pallone per lui, il cross basso da fermo sporcato un paio di volte. Arbitro ferma tutto. Tocco irregolari. Allora calcio di punizione. Pallone consegnato a Caronia. Pennisi deve capire cosa fare. Intanto Guaiana a scivolare nel momento in cui va al pressing. Cade giù Pennisi, il pallone viene recuperato da Pizzolato. Marrone non ce la fa a intercettare Ba. Al suo fianco corre Guaiana, poi si stacca. Ancora Ba, gestisce anche con la suola. Vorrebbe il traversone. Esce un passaggio per Campodonico. Incitato però dalla tribuna del Matranga il Castellammare. Vincenzo Mazzola perde un po' di tempo nell'effettuare il lancio lungo e allora c'è il recupero di Frisella. Pallone largo per Ribaudo, cross, Mané ci pensa lui a mettere tutto in calcio d'angolo. Batte Musso. La sua proposta con il destro, di testa sul primo palo lontana Lavardera, poi Pizzolato. La gestione di Ribaudo, servizi dietro Frisella, Tarantino di prima, ancora Ribaudo, area di rigore, spallata di Presti Giacomo, tutto regolare, rimessa dal fondo per la super giovane Castelbuono.
di testa Caronia. Resta comunque nella metà campo avversaria il Castellammare. Sa di giocarsi tanto oggi. E poi sta giocando questa partita in casa, dove riesce a esprimersi meglio. In trasferta la tattica, quella del contenimento in difesa e del sorprendere gli avversari con il minimo sindacabile. La prende male Rivaldo, poi Pizzolato la alza, colpo di testa di Pennisi. Rivaldo allunga la gamba, non la prende, allora Lavardera in velocità verso Ronde, scontro con Caronia, spallata di Caronia, poi Ronde è costretto a tornare indietro troppo, per sua fortuna la prende il proprio capitano Pennisi. Lavardera, passaggio a no look con effetto incluso. Ronde cerca di rimediare, ma è sempre lì. Il recupero degli avversari. Allora, nulla di fatto. Di testa Guaiana, poi Musso l'alza con forza verso Frisella. D'esterno cerca Guaiana, spazza Vincenzo Mazzola verso Lavardera, prova l'aggancio contro Caiozzo, il duello. Caiozzo la lascia scorrere fuori. Pizzolato, cambia gioco verso la zona occupata da Frisella. Adesso Tarantino, lancio lungo per Frisella, la aspetta contro Vincenzo Mazzola, mette in mezzo Campodonico senza alcun problema. La presa del portiere. Mané, dietro per Pennisi. Marrone, lancio profondo, non si muove Lavardera. Tante indicazioni da parte di Vittorietti e i suoi. Pallone che esce. Allora rimessa laterale per il Castellammare con Frisella. Guaiana, colpo di petto, scambiano i due. L'attacco e il recupero di Marrone senza fallo, poi Guaiana lo aggancia. Simpaticamente Ronde non la mantiene in campo, allora calcio di punizione. Meglio, rimessa laterale ovviamente per Tarantino. Prestigiacomo verso Lavardera, aggancia il pallone, poi Pizzolato arriva in modo molto aggressivo nel tentativo di recupero palla. Tarantino capisce tutto, a sua volta anticipa Ronde, così come fa Prestigiacomo in questa occasione. Rimessa laterale, un'altra per i trapanesi, che vanno con Riccardo Tarantino alla battuta. Uno dei pilastri ormai di questa squadra, arrivato dal 2020 dal Geraci, giocato anche con le maglie di Mazzara, Scordia, Lenfortese e Alcamo.
Marrone, Prestiani verso Ronde, non la vede più arrivare, poi con qualche pizzico di fortuna ce la stava per fare nella gestione. Ancora Presti, Giacomo fermato da Ribaudo e fallo. E calcio di punizione affidato a Vincenzo Mazzola. Mané. Orozco fermato da Piazza, che può correre in 3 del Castellammare davanti la linea del pallone, spazza Pennisi, prima di Bao, la riprende Caiozzo, evita Mendia. Ancora Caiozzo di testa, difficile per farla arrivare a Ba, quasi impreciso il passaggio di Marrone, quasi, perché stava uscendo fuori. Lanciato Ronde contro Tarantino, Ronde commette fallo nel rincorrere il pallone, allora punizione per il Castellammare. Superata la prima metà di questo primo tempo con il risultato fermo solo 0-0, un paio di occasioni interessanti in avvio per il Castellammare, poi nulla di che, con una serie di traversoni innocui dalla sinistra sempre per la squadra trapanese. Ancora Frisella incontra l'arbitro, la linea di passaggio, allora possesso riconsegnato alla Castellammare. Tarantino stava per perdere, poi effettua questo traversone, Pennisi di testa, la riprende Piazza, pallone per il mancino e il colpo di testa di Guaiana, che si trovava sulla linea del pallone in viaggio verso Campodonico, che poi ha bloccato, fuori gioco per Guaiana. Mané sfrutta la sua velocità, scambia con Lavardera, il passaggio esce male a Orozco, allora Frisella si lamenta una segnalazione mancata da parte di uno dei due guardalinee. Questo è il segnale dal Castellammare. Lavardera prova a proteggerla, qui è fortunato contro Ribaudo, ma si ritorna da Mendia. Lo scambio con Marrone, ancora Mendia, la finta, si preferisce andare con calma. Marrone, Mané chiede palla Orozco, accontentato Mazzola, interviene Frisella, mette a correre Ba, sembrava spegnersi questa azione. Ba contro la difesa della super giovane e da solo Guaiana è lontano, trattenuta per la maglia di Marrone su Ba, ma resiste il Gambiano, poi perde il possesso per l'arrivo di Pennisi, che salta un altro avversario, lancio lungo verso Prestiani. Di Paola prima di tutti. Caronia viene incontro Piazza, di testa a Mendia, per prima Caiozzo, ancora pizzolato, servizio tra le linee, quasi Guaiana a prenderla, la recupera Prestiani, lancio lungo verso Ronde, si dispera Vittorietti per il pallone non arrivato, con Ronde sul filo del fuorigioco. Ancora il Castellammare con Piazza, il cross in mezzo, cerca di preservarla il Castelbuono, ma c'è il calcio d'angolo per il Castellammare. Opzione dalla bandierina, schema numero 6, dice Vittorietti.
alla sua super giovane, pallone in mezzo, colpo di testa fuori di Musso, è uscita veramente di poco. Tutti a guardare quel pallone sfiorare il palo, non l'aveva visto praticamente nessuno. Musso sfiora il gol dell'1-0. In difficoltà Pennisi, Mané tiene palla e rilancia. Niente da fare qui per Orozco. Attenzione al Castellammare che ha messo veramente paura alla super giovane con il colpo di testa di Leonardo Musso, terminato sul fondo. Qui la super giovane prende metri perché non c'è una buona gestione del pallone da parte del Castellammare. Possono respirare dunque i madoniti. Se questa gara un po' sbilanciata sul piano delle occasioni a favore della Castellammare, sul piano dei precedenti c'è equilibrio con una vittoria per parte e un pareggio. Per esempio all'andata vinse il Castellammare 1-0 al Failla grazie al gol di Iba, un autentico regalo di Mané al 31esimo. Nella scorsa stagione invece vittoria super giovane nel girone d'andata, sempre nel girone A di eccellenza 2-1. Nel girone di ritorno 2-2 qui al Matranga. Svirgola Frisella, di testa il colpo di Lavardere, centrale per Di Paola con Caronia che non ha visto più il proprio avversario. Primo spunto super giovane, anche se praticamente parliamo di un appoggio al proprio portiere avversario. Ronde, Marrone, ancora Ronde, Tarantino non commette fallo, anzi si prende la rimessa laterale. Retro della propria maglia sporca di terra, testimoniare la lotta in questa mezz'ora. Musso, scambio con Frisella, Musso approfitta della scivolata di Marrone, colpo di testa di Pennisi a liberare. La riprende Ribaudo a terra, ancora Tarantino che lotta contro Ronde, lo fa fuori dai giochi, svirgola Orozco, poi ce la fa a mandarla via perché il pallone rimane lì. Di testa Ronde, insegue la Vardera, di testa salta Caronia, se la propone in avanti, Presti Giacomo a vuoto, ci arriva Frisella, c'è però la rimessa laterale, il pallone era già uscito. Vincenzo Mazzola alla battuta, Ronde contro Frisella, il fallo è dell'originario dell'isola di Bonaire. Allora punizione per il Castellammare. Arrivato proprio da lì in estate Ginelle Ronde dal Real Rincon. Qui si scontra con Tarantino a rinnovare il duello che c'è
tra i due. Mané, colpo di petto, la salva in campo Marrone, poi Mendia. Di testa Caronia, pallone finisce sul braccio secondo l'arbitro di Guaiana ed è calcio di punizione per la super giovane. Marrone, il passaggio è per Musso, adesso Guaiana si fa vedere Ba, Guaiana lo manda verso la bandierina del calcio d'angolo, Ba ci arriva sì, ma la mette fuori in rimessa laterale, giusto per far girare il pallone sempre in quelle mattonelle di campo dalla squadra avversaria, anche se già siamo a centrocampo. Ora Musso però piazza, possibilità del cross, servizio dietro per Pizzolato, incontra Prestiani nel suo cross che stava per diventare profondo, rimessa laterale. Caiozzo batte corta questa rimessa. Mendia ribatte fuori. E allora di nuovo Giuseppe Caiozzo. Stavolta batte lungo. Di testa il colpo di Frisella. Ba, leggero su Campodonico. Non arriva la giusta potenza verso la porta avversaria. Orosco, Mendia di prima verso Prestiani, arriva Caiozzo con veemenza, Ba, 3 palleggi, si trova in mezzo a 2, stava andando oltre un terzo avversario. Qui Orosco si gira molto bene, fa fuori Giacomo Pizzolato, lancia verso Ronde, esce Di Paola, colpo di testa di Ronde, respinge Di Paola, Ronde in porta, Caronia, fondamentale, si è messo lì in scivolata volante a mettere in calcio d'angolo, grandissima occasione per la super giovane Castelbuono con Ginel Ronde. Caronia si è buttato, l'ha messa fuori, angolo, battuto adesso da Prestiani, Ronde, prova il colpo di testa, Pennisi verso Rosco, è troppo debole il passaggio, Rosco la recupera, Pennisi se la allunga in area di rigore, ma ci pensa Tarantino a mandarla via. Ba, colpo di petto per Frisella che poi va al volo, braccio di Ba, lo vede l'arbitro, punizione super giovane. Ba dice era attaccato al corpo, per l'arbitro non è stato così. Occasione della super giovane che ne vale 2 del Castellammare. Vincenzo Mazzola per Presti Giacomo, cross al volo, la Vardera deve andare dall'altro lato, può prenderla con discreta calma Piazza, anche se poi finisce giù il cross di Lavardera di testa Caronia. Mendia insiste la super giovane, cross in mezzo di testa Lavardera, Di Paola oltre la traversa, altro angolo, altra occasione importante per la super giovane Castelbuono, stavolta con il proprio bomber Claudio Lavardera. Prima ronda adesso l'ex Cus Palermo e San Vitolo Capo ad impegnare Samuele Di Paola. Ancora Prestiani dalla bandierina, parte il suo destro che gira molto, Di Paola la blocca. Tarantino supera così Ronde, il pallone però finisce a Orosco. Prestiani, si muove la Vardera,
colpo di testa e la sponda per Orozco, che riceve in aria col mancino al volo, non riesce ad andare perché c'è l'intervento avversario che costringe Orozco al fallo in attacco. È questo ciò che ha fischiato l'arbitro. Eroico l'intervento di Musso a bloccare le possibilità di conclusione per la super giovane Castelbuono. Va Di Paola, lungo, Guaiana, sponda, arriva tutto a Mazzola, Ronde, prima c'è Tarantino, terzo tempo di Prestiani, pallone evitato da Marrone con Pizzolato al recupero, è rimesso super giovane però con Prestiani che lascia l'incarico a Prestigiacomo, che a sua volta consegna il pallone a Mazzola. Marrone, arriva Ribaudo, Marrone si rifugia da Manuel Mané, il lancio lungo Tarantino di testa, fuori. Qualche indicazione di Vittorietti a Pennisi, così come per Mendia. Intanto Prestigiacomo batte, risponde Frisella, pallone di Ba, è sfortunato Mazzola, la prende Orozco quando il pallone era diretto verso Mendia, e allora Pizzolato continua a portare palla, adesso decide di passare tutto a Cagliozzo, c'è Marrone, adesso Prestiani con Mendia e Orozco che si gira, non c'è nessuno, allora può gestire con tranquillità. Tra le linee spazio per il servizio su Prestiani, Ronde cerca di farsi vedere Prestigiacomo, passaggio impreciso di Ronde con Caronia che leva dalla portata dei propri avversari. Orozco, ultimi 5 di questo primo tempo, poi ci sarà il recupero, anche se non ci sono state enormi interruzioni, con la super giovane Castelbuono più presente in questa seconda fase di primo tempo. Occasioni importanti per Ronde e Lavardera. E Cardinale tanto ha mandato a scaldare due riserve. C'è Terranova che si prepara per il secondo tempo. Fallo. E allora calcio di punizione. Tutto da Di Paola, Caronia per Tarantino. Musso. Ribaudo. Lungolinea verso Ba. Chiude Mazzola. Ancora Ribaudo, Ba non la prende benissimo, Mazzola ha tempo infatti di recuperare, c'è anche il fallo di Ba. Punizione con Pennisi alla battuta. Prestiani. L'attacco, l'entrata di Pizzolato non la salva, si è alzata la bandierina dell'assistente arbitrale. Mazzola, Prestigiacomo prolunga, Caronia spazza, la alza e basta. Tarantino la prende, di fatto è un passaggio per la super giovane Mendia che si è centrato, Lunetta, scarico sulla Vardera, rimpallo che stava per favorire Ronde.
la riprende Marrone, interviene il Castellammare con Frisella che nell'occasione scivola e giù anche Mendia, infatti l'arbitro va dalle sue parti per vedere cosa. Esterno della super giovane, un'altra delle diverse scommesse della scorsa estate da parte del direttore sportivo Ivano Vetere, anche se lui ha raggiunto le Madonie a ottobre, quindi a stagione iniziata. Guaiana, Scipa Mazzola, prova il tiro da centrocampo con Campodonico un po' fuori dai pali, può controllare benissimo il portiere della super giovane Castelbuono. Sono diventate 3 adesso le riserve a scaldarsi a bordo campo per il Castellammare, che fa le prove per il secondo tempo. Fuori gioco di Prestiani, si è alzato Taibi un minuto fa nel Castellammare a scaldarsi, quindi un'opzione per far rifiatare l'attacco nel momento in cui ce ne sarà bisogno, ma sicuramente farà parte della partita. Dario Taibi, Frisella prova la giocata nei confronti di Presti Giacomo che è attento. Pennisi sbaglia però il passaggio e allora a ribaudo stava arrivando il passaggio a Guaiana da parte di Ba, leggero per quanto serviva in quel momento. Frisella, scambio pizzolato, Ba, aggancio, c'è la copertura di Mané, anche con il fisico, è rimessa dal fondo, si prende il 5 dei compagni di reparto Manuel Mané. Marrone, c'era Prestiani solo, non servito dai compagni né marcato dal Castellammare. Soluzione lunga di Marrone, sponda di ronde per far correre Prestiani. Caronia fuori e finisce il primo tempo. Non c'è recupero come ipotizzato in precedenza. 0-0 tra Castellammare e super giovane Castelbuono. Primo tempo interessante, soprattutto la seconda parte, con 2 occasioni importanti per la super giovane con Ronde e Lavardera. Ci ha provato in avvio il Castellammare, poi la super giovane ha preso le misure e ha contenuto gli attacchi dei trapanesi. Vedremo che ripresa sarà tra meno di un quarto d'ora, sempre live dal Matranga. E ci prendiamo una pausa e ci risentiamo dopo. Perdere col Gela fa parte un po' del percorso, un po' di tutte le squadre. Noi ci volevamo provare. Quello che è un po' è il rammarico è che abbiamo preso gol subito, potevamo tirarla un po' più a lungo e sperare di rendere una vita un po' più difficile al Gela. Non ci siamo riusciti, però comunque vada, dobbiamo dire che non è da queste partite che passa la nostra salvezza. Oggi eravamo in enorme difficoltà perché 2 squalificati più quello che è uno dei giocatori più importanti che abbiamo non stava al meglio, quindi chiaramente poi esce questo risultato ma che dobbiamo soltanto accettare. Ripeto, nulla di grave, fa parte del percorso, 5 partite sono tante, daremo di tutto. Sono contento anche di come hanno approcciato il secondo tempo i ragazzi, no? Negli spogliatoi ci siamo un attimino guardati, cercare di capire come affrontarla un po' meglio anche a livello tattico e basta. Poi abbiamo affrontato il secondo tempo, i ragazzi sono impegnati, ecco, e quindi più di questo non potevamo su un risultato già compromesso. Importante non avere preso altre squalifiche e niente di più, ecco. Si pensa sicuramente di dare tutto, come daremo tutto da qui alla fine dell'anno. Sicuramente sarà una partita complessa perché Castellammare è un avversario secondo me importante, un avversario che ha fatto un campionato tranquillo. Sarà sicuramente difficile, però noi ci vogliamo salvare perché penso che ce lo meritiamo, che i ragazzi se lo meritano e quindi faremo di tutto per portare punti via. Credo in primis nella salvezza, poi se dovesse arrivare
diretta, perché ci sono ancora le chance e le possibilità per farlo, bene. Altrimenti ci giocheremo una partita in più, perché giocare il play-out non vuol dire essere retrocessi, ecco. A Mark il mio augurio più grande di una carriera felice, piena di traguardi personali e collettivi, un ragazzo che si è meritato questa possibilità, perché quando era qui ha dimostrato tanta professionalità, tanto impegno, tanti allenamenti extra, e culminate poi con delle partite importanti che gli hanno concesso prima la convocazione in nazionale e poi appunto questa possibilità. L'augurio appunto di una carriera piena di soddisfazioni. E lui sa che è soltanto all'inizio, non è un punto d'arrivo, e quindi avrà sempre il mio appoggio come suo allenatore del passato. Gli voglio bene, gli mando un abbraccio. Complimenti ai ragazzi perché hanno approcciato bene la gara, siamo partiti subito forte, l'abbiamo sbloccata, chiaramente il primo tempo si è chiuso con un risultato di 3-0, il secondo tempo abbiamo realizzato il quarto gol e la squadra fino alla fine non ha mai mollato sia in fase di possesso che in fase di non possesso, perciò sono contento e faccio complimenti a tutti, e chi chiaramente ha giocato dall'inizio e chi è entrato dalla panchina. Sa dimostrare che il nostro centrocampo riesce a fare entrambe le fasi di gioco, sono contento, è normale che quando ci sono questi risultati così rotondi, so che gli attaccanti vorrebbero realizzare la rete, però hanno fatto un grandissimo lavoro lì davanti tutti i nostri attaccanti, bene per i nostri centrocampisti che hanno realizzato il gol, però c'è tanto lavoro da parte di tutti e questo è quello che deve essere stimolo per tutti per cercare di alzare l'asticella e di migliorare sempre e di continuare il nostro percorso per come stiamo facendo. Le nostre mezzali fanno tanto lavoro di ripiegamento, di pressing, di riaggressione, però nello stesso tempo riescono ad attaccare l'area avversaria e perciò va bene, è normale che non è facile, però oggi sono stati particolarmente premiati per tutto il lavoro che hanno prodotto i nostri centrocampisti, perché ha fatto gol anche Pivitera, perciò va bene così. Ma Santo è un leader di questa squadra come tanti altri calciatori, oggi ha realizzato un gol chiaramente dalla lunga distanza, sono quei gol che fanno i giocatori che hanno qualità e personalità. E adesso ci godiamo questa vittoria e guardiamo, da martedì inizieremo a preparare un'altra finale, le restanti 5 per noi sono tutte finali, come ho detto già dalla settimana scorsa, perciò ci godiamo questo e da martedì testa all'Oratorio San Siro, perché dobbiamo continuare la nostra striscia e il nostro percorso senza guardare gli avversari, guardando sempre e comunque di migliorare le nostre prestazioni da qua alla fine. È normale che io da allenatore, come ho sempre detto, anzi vieto anche ai nostri dirigenti di portare telefonini in panchina, perché non voglio farmi distrarre, non dobbiamo distrarci da quello che sono i risultati degli altri cambi. Noi guardiamo il nostro percorso, è normale che ho sentito un po' l'esultanza, ma per me non è cambiato niente. Io guardo in casa nostra, so che mancano 5 partite, so che devo cercare assieme al lavoro dello staff e della squadra di vincerle tutte, poi a fine campionato tireremo le somme. È normale che un pareggio degli avversari poteva accorciare la classifica, per me non è cambiato niente, ne mancano altri 5 e noi dobbiamo fare il nostro percorso, il nostro dovere, cioè giocare le partite come vere e proprie finali da qua alla fine. Gabriele è un ragazzo che ha qualità tecniche importanti, un giocatore che adesso che magari ci vuole brillantezza, ci vuole quella velocità, lui sta facendo bene, è un ragazzo giovane, è un ragazzo secondo me di prospettiva, le volte che è stato chiamato in causa ha fatto bene, oggi ha disputato una buona gara, sicuramente è un giocatore che da qua alla fine ci può dare sicuramente un contributo importante. Incontravo una delle squadre che ultimamente insomma hanno venduto gara da pelle a tutti, quindi non era una squadra che rispecchiava la classifica che occupa in questo momento, lo sapevamo, avevamo visto le ultime 2 prestazioni in particolar modo, gli ultimi 2 pareggi, sapevamo che era una squadra viva, organizzata bene, guidata con un allenatore diciamo di spessore, quindi sapevamo che insomma la partita non era facile. Nei 30 minuti siamo stati lì un pochettino, forse le condizioni del vento non hanno consentito il nostro svolgimento del gioco da basso e per il quale magari dobbiamo essere un po' più, come dire, un po' più pazienti, un po' più qualitativamente efficaci, ecco, in alcune circostanze. Quindi abbiamo, come dire, abbiamo sbagliato dei passaggi semplici
E dopo abbiamo riassettato, abbiamo insomma ripreso un pochettino le misure, soprattutto siamo andati nella verticale che sapevamo che gli avevamo preparato durante la settimana, perché sapevamo che in questo modo potevamo entrare nella difesa avversaria e ci è andata bene. Ora invece parliamo un po' di due giocatori in particolare, Secan e Campanella. Sono giocatori forse anche un po' fuori categoria. Ma guarda, mi fa piacere per tutte e due, ma non voglio parlare di singoli. Dico, Segan è un giocatore che ho tenuto a battesimo io, diciamo quasi 10 anni fa nella folga di Castelvetrano, quindi mi fa piacere che diciamo, in questo percorso mi sia ritrovato io a godere di queste prestazioni, diciamo, che potrebbe fare molto di più perché ha delle qualità davvero importanti. Marco Campanella cresce di domenica in domenica, ma sta crescendo tutta la squadra, quindi stanno giocando l'uno per l'altro. Credo che sia da sottolineare questa particolarità, perché ripeto, non mi piace parlare dei singoli, non mi piace parlare degli assenti, dei presenti. Dico, questi ragazzi hanno fatto davvero una grande cavalcata, stanno continuando a farla e sinceramente va dato un bravo a tutti, perché ripeto, hanno, così come ho sostenuto in passato, una grande cultura del lavoro, una grande cultura dell'ottenere, come dire, tramite il lavoro, la fatica, le buone prestazioni, e credo che questo sia, come dire, alla base di tutto. Adesso invece parliamo un po' dell'ultimo turno, perché il Don Carlo Misimiri ha pareggiato con la Parma, Valle San Giopiana ha vinto e Marsala ha perso. L'Accademia Trapani adesso è a -6 punti, non soltanto dal quinto ma anche dal quarto posto. Mister, ci credete? Ma noi innanzitutto diciamo che 15 partite fa, quando ho esordito contro l'Ascoli Cefalù, la situazione di classifica era un'altra. Quindi io penso che il nostro obiettivo primario rimane ed è quello della permanenza in questa categoria senza patemi d'animo. Naturalmente 15 partite fa trovarci in questa condizione per noi era quasi impensabile, però ripeto è frutto di tutti, è frutto del lavoro. Naturalmente stiamo lì ancora matematicamente, diciamo, non so se c'è la salvezza o non so se possiamo accedere nei playoff. Di sicuro sappiamo che ogni domenica ci prepariamo per dare il massimo e domenica prossima sarà così. Poi alla fine diremo le somme. Ci fa piacere che diciamo, ricoprire una posizione di classifica importante che in questo momento ci pone, come dire, fuori dalla zona calda, è quella che cerchiamo innanzitutto come obiettivo di allontanare il prima possibile. Ripeto, mancano 5 partite alla fine, quindi è importante per noi avere il massimo di quello che riusciamo ad ottenere. Adesso invece un giudizio sulla prossima gara contro il Don Carlo Misilmeri. Contro una squadra che diciamo per me tra le più attrezzate, che naturalmente poi ha perduto dei punti durante il percorso, ha perduto, come dire, la strada dalle prime posizioni, si è allontanata, però è una squadra che ha qualità, è una squadra che ha un'identità di gioco, quindi sarà una bella partita, anche perché noi insomma veniamo da una prestazione di questo tipo, vogliamo continuare, quindi grande rispetto per il Don Carlo che è andata qua. Sarà stata anche una partita molto, molto bella tirata, interessante, quindi ci aspetteremo di andare a fare una prestazione importante come stanno facendo questi ragazzi.
È iniziato il secondo tempo di Castellammare Supergiovane Castelbuono, parziale sullo 0-0, è l'anticipo della 26esima giornata del girone A di eccellenza siciliana, partita che ha visto il Castellammare iniziare bene con un paio di occasioni, 2 ne ha avute importanti la Supergiovane verso la fine del primo tempo, per un risultato che al momento ci sta per ciò che è stato prodotto in campo. Nessun cambiamento invece per quanto riguarda i cambi, sono rientrati gli stessi 11 per la squadra in campo, con il Castellammare che con il suo 3-5-2 si trova con Di Paola in porta, poi Caiozzo, Caroni e Tarantino in difesa. A centrocampo Piazza, Ribaudo, Musso, Pizzolato e Frisella. In attacco Ba e Guaiana, Pileri a disposizione della porta, in panchina poi Lobosco, Terranova, Lopez, Bussa, Oliveri, Taibi, Sorrentino e Milana. Risponde la Supergiovane Castelbuono con il 3-4-1-2 di Marco Vittorietti, Campodonico in porta, in difesa Vincenzo Mazzola, Pennisi e Manè. Presti, Giacomo, Marrone, Orosco e Mendia a centrocampo, Prestiani dietro Ronde e Lavardera. In panchina Mammano a disposizione della porta, Coppa, Salvadori, Genovese, Cotugno e Cangelosi. Le altre riserve, arbitro della partita è Sergio Cavalleri di Treviglio, assistito da Domenico Cono di Palermo e Antonio Barone di Marsala. Ba vuole proteggere fallo da parte di Pennisi. Punizione da parte di Ribaudo, colpo di testa all'indietro, poi sotto porta, l'occasione per Piazza che fallisce l'1-0. Castellammare che butta il vantaggio davanti Campodonico. Su assist nero-oro, ovviamente errato. Orosco subisce il colpo di Pizzolato, che era già ammonito. L'arbitro va a dettare calma. Ha rischiato assai Pizzolato di prendere il secondo giallo, lui che è stato ammonito assieme a Ribaudo nel corso del primo tempo. Cardinale, dopo il fallo di Pizzolato, sta andando ad attuare il doppio cambio. Entrerà Terranova assieme a Milana. Supergiovane che dalla panchina voleva il secondo giallo, ha Pizzolato, non c'è stato. Panchina del Castellammare che invece non ha preso bene il gesto del capitano dei biancazzurri di oggi. Ribaudo, Orosco si mette davanti con il fisico e protegge Lavardera. Alla fine c'è stato il fallo sul giocatore della
super giovane, e occhio perché Ribaudo anche lui era stato ammonito. L'arbitro estrae il giallo e adesso dovrebbe accorgersi. L'aveva preso anche prima. Non risulta così per l'arbitro. Rimaniamo tutti nel limbo. Giù piazza, nessun fallo. Orozco. Prestiani mette fuori. Si cerca di capire la situazione di piazza con i due cambi del Castellammare pronti. Per essere effettuati. Come previsto esce Pizzolato, al suo posto Milana. Fascia da capitano che è andata a Caronia. Esce anche Ribaudo, non vuole assolutamente rischiare Cardinale. Al suo posto Terranova. Non cambia nulla dal punto di vista tattico. Due mezzali per due mezzali. Musso sbaglia il passaggio, lo va a prendere Mazzola, adesso Marrone. Si insiste da quelle parti con Terranova che finisce a terra. Lancia la super giovane con il possesso di Lavardera, fermato da Tarantino. Tra i migliori in campo fino a questo momento. Recupera Piazza, il passaggio era per Ba che se n'è andato profondo. Ripropone ancora una volta Tarantino, la prende Mané. Occhio, la rilancia Mendia, era già uscita. Guaiana, Caiozzo, brutto colpo su Orozco, interviene l'arbitro, c'è il giallo pronto per Caiozzo, eccolo qui. Caiozzo ha preso per il volto il proprio avversario, fermandolo. Prestiani per Ronde, occhio la Lavardera in mezzo, Ronde giocata, avanza ancora Ronde! Che chance per la super giovane Castelbuono a sfiorare il palo, Ginel Ronde. Occasione incredibile per la squadra di Vittorietti. In generale il gol da entrambe le parti non è arrivato per questioni di centimetri.
Nel primo tempo Musso per il Castellammare ha sfiorato il palo di testa, adesso Ronde impreciso a non centrare la porta. Sembrava praticamente fatta per il gol della super giovane Castelbuono. Adesso ci prova il Castellammare con Milana che avanza, palla al piede, il tiro in diagonale, finisce fuori. Prestiani col petto in mezzo a due, Caiozzo prima di Lavardera, rilancia, cerca Guaiana contro Manè, Guaiana è in mezzo a due, ci pensa Orozco che vuole ricevere nuovamente da Marrone, adesso Mendia se ne va in fascia, pallone per Lavardera contro Caronia, si scontrano i due, nessun fallo. Batte Orozco, scambia con Marrone, ancora Orozco, stavolta per Mendia, Orozco rilancia sul corpo di Mendia. Castellammare si prende la rimessa. Piazza, lo scambio con Milana, Piazza insegue Manè che protegge palla. C'è un giallo dell'arbitro verso il presidente onorario della Super Giovane Castelbuono in panchina, Giuseppe Vaccaro. Qualche protesta di troppo. Piazza, si continua, cross in mezzo di Musso, troppo per trovare Guaiana, la prende Campodonico. Continua a scaldarsi Taibi, lato Castellammare. Anche qualche movimento lato Castelbuono. Caronia. Di testa Orozco qui, di controbalzo Mendia. Tutti svirgolano. Pennisi. Marrone pensa anche a non scontrarsi con Milana, ma il possesso è di marca trapanese con Tarantino, Guaiana. Il passaggio riesce quasi per Ba con Manè. Prima del proprio avversario protegge Tarantino. E fallo di Ronde. Pallone profondo verso Piazza, manca l'aggancio. Piena area. Orozco, profondità per Lavardera, troppo lontano questo pallone. Campodonico di testa a Piazza. Milana, Manè,
quasi un assist per la Vardera. Caronie in tempo da Di Paola. Giocatore a terra per il Castellammare. Recupero super giovane con Marrone, profondo per la Vardera in fuorigioco. Guaiana, Cerapa anche lui oltre la linea dei difensori. Guaiana allarga dall'altro lato dove c'è il passaggio per Terranova, lo scambio con Frisella non si concretizza, manca sempre quel tanto così a rendersi pericolosi in questa partita. Rimessa lunga per il Castellammare. Pennisi di testa allontana. Con la super giovane che conquista questa punizione. Prestianni. La Vardera. Orozco cambia tutto, cerca Presti Giacomo. Il controllo, prova il sombrero su Tarantino. Il campo finisce lì. Meno di mezz'ora per combinare qualcosa di importante. Dare una spallata. Un segnale. In ottica salvezza. Soprattutto per la super giovane Castelbuono. Milana. Dietro. Verso piazza. Recupera Mendia. Prestianni. Evita Musso. Prestianni d'esterno. Lancia la Vardera. Occhio alla possibilità. La Vardera è in area. Può calciare. Prova invece la finta contro Di Paola. Palla nella scelta lì. Dietro a Mendia. Che finisce fuori. Anche in questo caso. La super giovane. Spreca tutto. E occhio perché dentro la panchina della super giovane ci sono tensioni, se l'è presa proprio la vittima di poco fa del cartellino giallo, il presidente onorario della super giovane Giuseppe Vaccaro, che adesso si prende l'espulsione, ha dato un calcio alla panchina dopo l'occasione avuta da Mendia, deve uscire fuori. Adesso la super giovane prova a crederci di più, anche se le occasioni sono arrivate. Attenzione a Ronde, allarga dalla Vardera che forse non si aspettava questo passaggio. Il cross di La Vardera dentro l'area, nel cuore, non c'è nessuno. Occhio
un recupero potenziale del Castellammare, che continua con Frisella e si prende il calcio di punizione. Cross in mezzo, ci pensa Pennisi assieme a Mendia, risponde Caiozzo, Marrone deve fare gli straordinari con 2 tocchi, adesso per Prestiani, lancio lungo intercettato da Terranova, si alza un filo di vento qui alla Matranga. Cardinale che prepara il terzo cambio. Entrerà Oliveri. Piazza. Di testa Marrone. Lavardera, sponda per Prestiani. Un po' debole. Si va adesso con la sostituzione, la terza per il Castellammare, dentro Giuseppe Oliveri, esce Frisella. Entra dunque Giuseppe Oliveri per dare aiuto al centrocampo della Castellammare. C'è il fallo da parte di Prestiani. Punizione Castellammare già battuta. Pallone sbagliato. Lo manda fuori Mazzola. Rimessa lunga, non ce la fa a prenderla Guaiana, rilancia Orosco. Inseguono Caiozzo e Ronde, arriva Caiozzo per prima. Mendia, Orosco. Pallone per Lavardera, sponda per Prestiani. Calcia al volo, è un traversone, non c'è nessuno però. Occhio a Oliveri che stava per scivolare totalmente. Castellammare fortunato con questa rimessa laterale a proprio favore. Orosco, Marrone, stava per girare tutto, Terranova davanti a lui. E Genovese a scaldarsi a bordo campo per la super giovane. In campo invece c'è Prestiani che manda verso il limite dell'area Caronia per Guaiana. Se ne va verso la fascia mancina, guarda Ba sul filo del fuorigioco, riceve adesso, voleva girarsi, passaggio per Guaiana, non c'è fallo. È soltanto punizione per la super giovane, il fallo di Guaiana che si stava involando. Il contrasto con Vincenzo Mazzola.
Marrone, Musso a fermare la manovra, la super giovane insiste, Mane finta, va ancora, poi manda dall'altro lato verso Prestigiacomo, un po' difficile. Di testa, Pennisi chiude. Pallone in mezzo al campo, lo alza Orozco, Taibi pronto ad entrare tra poco. Prestiani verso Ronde, pallone in campo, no. È uscito secondo l'assistente. Si va con il cambio. Esce Guaiana. Occhio all'arrivo di Oliveri, traversone in mezzo, esce Campodonico. Adamo squalificato nel Castellammare con la casacca a bordo campo, dice i suoi sotto palla, aspettando gli avversari. Indicazioni a Milana, a Piazza, a Taibi. Qui Musso su Pennisi, adesso Mané. Orozco, di testa c'è Piazza, scivola Terranova nel rincorrere questo pallone. E allora Prestiani, Caronia prima di Lavardera. Musso, Prestiani in pressione, dietro Tarantino, sul corpo di Musso e rimessa super giovane. Tanto l'assistente arbitrale, lato bordocampo, si lamenta del fatto che Adamo, non essendo in distinta, dato che è squalificato, dà indicazioni suoi. L'assistente ha chiesto alla panchina del Castellammare chi è l'allenatore. Subisce un colpo Prestiani, l'arbitro ferma il gioco adesso. Sembra essere tutto a posto per Prestiani.
Marrone, Orozco, Mané, ultimo quarto d'ora. Ronde, Prestiani, arriva Milana, Prestiani resiste, pallone verso Prestigiacomo, aggancio, sfida contro Oliveri, si va dietro, Marrone, pallone verso l'area, Prestiani costretto a rientrare dal fuorigioco con velocità, Tarantino senza fallo su Prestigiacomo e comunque rimessa per la super giovane Castelbuono. Mazzola, Prestiani, è raddoppiato, recupera tutto Oliveri, sta nella metà campo avversaria la super giovane Castelbuono, la Vardera, controllo così, adesso Orozco, Mendia, Orozco, chiede palla a Prestiani, profondo, il pallone su Di Paolo. Si alza la stanchezza. Da parte dei giocatori in campo. Si alza anche la possibilità per la super giovane di poter pensare di contenersi per il pareggio, anche se le occasioni le ha avute per segnare e come la squadra di Vittorietti, e non sembra comunque adottare per questa strada, anzi si sta mostrando abbastanza volenterosa verso la porta avversaria. Il Castellammare che sta subendo, soprattutto sbaglia questo tipo di passaggi. Fallo su Prestiani. Vittorietti dice a Mané, batti tu. Poi si cambia idea con la battuta affidata a Prestiani. Allora va Prestiani, il pallone in mezzo, Tarantino di testa lontana, va, fa salire i suoi, Tarantino, rientra la super giovane nella propria metà campo, Terranova, intervento ok, si continua con Ba che allarga su Milana, confronto con Marrone, rimessa per la super giovane, intervento sul pallone qui. Fallo su Piazza. Si scusa Ronde. O meglio, Ronde era sicuro di non aver commesso fallo. Ha dato comunque il 5 al proprio avversario. Prestiani la salva, Ronde, Orozco, lancio lungo per la Vardera, Caronia di testa, Musso dietro per Tarantino, lancio profondo, Oliveri corre, di testa la mantiene in campo, in realtà no.
Potrebbe esserci l'opzione Salvadori dalla panchina per la super giovane Castelbuono. Si è alzato anche lui a riscaldarsi. Lui che oggi è partito dalla panchina. Tarantino. Taibi insiste da quelle parti, va fino in fondo. Taibi, intervento di Presti Giacomo, anche questo senza fallo, soltanto calcio d'angolo per il Castellammare. Tutti in mezzo, la traiettoria, il colpo di testa di Mazzola a liberare. Va, conserva la rimessa. Batte Piazza. Va. Entrata regolare di Prestiani, passaggio su Mendia, tutto senza fallo. La Vardera lascia lì per Ronde che se la allunga, spera di riconquistarla, ce la fa, evitando anche Musso. Ronde, area di rigore, prova la conclusione da lì, con Caroni a murare. Era molto difficile servire la Vardera dall'altro lato. Mazzola, scivola Taibi, Marrone, l'entrata di Milana è fallosa. Tante proteste del Matranga. Milana parla con l'arbitro, non d'accordo della decisione presa. Si parla anche con l'assistente. Adamo dice a Terranova entra in partita. Sempre da bordo campo. Orozco. Mazzola. Presti Giacomo. Si accentra. Presti Giacomo, poi serve Prestiani. Svirgola Tarantino. Occhio alla Vardera. Il tiro deviato. Angolo. Macchia di Tarantino. A concedere la possibilità alla super giovane Castelbuono di continuare ad attaccare. Batte Prestiani. Tutti in mezzo, il suo destro di testa. Allontanamento di Milana. Mendia cerca qualcuno, soprattutto Ronde, poi costretto a servirlo lungo. Mané lamenta un colpo di va, non c'è per l'arbitro. Mané rimane a terra. Mendia cerca di rialzarlo. Alla fine si rimane giù. Tutto ristabilito per il portoghese. Tutto da capo per la super giovane con Campodonico.
Mazzola, lungo, adesso Terranova verso Ba, prima Cemane, di testa Mendia dietro per Pennisi, occhio all'entrata su Taibi, punizione Castellammare e giallo per Pennisi che era diffidato, salterà la prossima sfida della Super Giovane Castelbuono in casa al Failla contro il Casteldaccia. Ha preso iniziativa Pennisi palleggiando. Taibi si è messo lì andando a subire il colpo. Adesso la punizione è affidata a Musso che propone in mezzo. Pennisi di testa. Arriva ancora Musso. Si ferma. Prova ad andare fino in fondo. Prestigiacomo lì. Rimane in proiezione offensiva il Castellammare. Piazza in mezzo, Marrone di testa, allontana così come Mendia, trattenuto Lavardera, subisce fallo. Punizione Castelbuono e Castellammare che torna a difendere. Orozco tra le linee, Lavardera si gira, incontra Tarantino, nessun fallo. Soltanto in due davanti la linea della palla, i due attaccanti in questo momento del Castellammare, Taibi e Ba, che adesso il pallone, Ba si accentra sempre di più, sterza, vuole andare col mancino, poi si incarta. Marrone protegge lui fino alla fine, va anche da terra, lotta. Poi i toni lì si abbassano nella tenuta, nella gestione del pallone. E la Super Giovane si prende la rimessa. Ci stiamo avviando verso il tempo di recupero. Super Giovane che ha maggiori possibilità di vincerla questa partita. Sempre occhio al Castellammare anche se i colpi mancano. Mazzola. Vuole il cross in mezzo, Prestiani controlla e tiro. Larghissimo. Marrone, nuovo recupero del Castelbuono. Lancio lungo Lavardera. A fare i conti con il rimbalzo, poi rischia colpendo Milano, infatti lo colpisce. L'arbitro vede tutto. Di testa Marrone è lì. Tarantino se la cava con esperienza poi. Va. Avanti ancora il Castellammare, Va si accentra, scarico su Taibi. Si accentra, è indeciso su cosa fare. E il Castellammare qui non ne viene a capo da questa possibilità. Caronia e solo Taibi. Evita Marrone, poi il passaggio su Oliveri. Va. Niente, rischia Mendia, adesso Orozco. Ronde non può accentrarsi subito e questo pallone si perde.
dentro il tempo di recupero. L'arbitro lascia giocare. Ultimi sforzi. Partita in bilico. Il cross in mezzo di Oliveri. Allontana la difesa della Super Giovane in area. Colpo di testa di Terranova. C'è anche quello nero-oro. Adesso Prestiani lancia Lavardera contro Caronia. C'è il fallo di Lavardera che ha dato una piccola spinta al proprio avversario. E punizione Castellammare che però non si sbilancia. Adesso prova a salire facendo battere Di Paola questa punizione. Prestiani sul filo del fuorigioco Lavardera e oltre la sua posizione. Secondo di recupero. Musso sbaglia il passaggio per Terranova. Serve un pallone buono. C'è già. Giutaibi. Quasi aggrappato del tutto Orosco. Adesso Ronde. Ne ha 3 davanti. Vuole la rimessa. Non la ottiene. La rimessa è di Caiozzo. Terzo di recupero. Ronde mette giù. Poi Orosco. Caronia. L'arbitro ha dato uno sguardo al cronometro di testa Pennisi. Palla di Orosco. Finisce qui il match 0-0 tra Castellammare e Super Giovane Castelbuono. Un punto per parte che smuove la classifica. Con la Super Giovane che ha rischiato di vincerla più volte, mancando la porta veramente per nulla, con diverse opportunità a proprio favore nel primo tempo e nel secondo. Castellammare che si prende questo punto, lo aggiunge alla propria classifica e spera sicuramente in qualcosa di migliore in questo finale di campionato. Sono adesso 31 i punti degli trapanesi, sempre in nona posizione, a più 3 dal San Vito, a meno 3 dal Marsala, ottavo Super Giovane che invece dai suoi 25 punti passa a 26, andando a meno 1 dalla Folgore Castelvetrano che si trova a 27, Madoniti ancora in zona play-out. Prossimo weekend Castellammare che giocherà la propria partita a Trapani contro l'Accademia, trasferta ostica, mentre la Super Giovane Castelbuono ospiterà il Casteldaccia. È tutto dal Matranga, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci, alla prossima.